Direi che siamo sotto i riflettori di capire. Non so se c'è ecco, tipo questo cos'è, un porta champagne, un porta bottiglie, lo possiamo prendere, chef? Certamente. Vediamo un po' se lo alziamo, perché adesso va bene essere sotto i riflettori, ma non allora, mettiamo sotto tipo le ostriche. Voilà. Ecco, quindi il computer lo trattiamo come un'ostrica. Esatto. Bene, tra l'altro lo chef arriva quasi direttamente da Parigi, non è appena arrivato, però insomma ha avuto dei trascorsi. A quanto sembra, questo lo allontaniamo un attimo, no, anzi lo avviciniamo così lo facciamo sparire. Benissimo, bene, sembra il mago Casanova che ho visto recentemente, visto che Ravennate al Teatro Alighieri di Ravenna, questi giochi appunto di prestigio, queste, come dice mio nipotino, diciamo una tortura cinese. Bene, niente di tutto questo, vi presento Denis Cesco. Buonasera. Come ti chiamavano sugli Champs-Élysées, comunque lì nelle zone? Mi chiamavano, come i francesi chiamano Denis, quindi Denis. Denis Cesco. Esatto. Denis Cesco, e voilà, eccolo qui a Villa d'Amelia, dove adesso è diventato lui lo chef, il capo. Esattamente. Ecco il capo delle cucine, è stato un cambio, un avvicendamento, diciamo così, in cucina, quindi Damiano Nigro, che aveva tra l'altro qui sopra negli ultimi tempi, aveva la sua... Avevamo il nostro ristorante negli ultimi 4 anni, sì, esatto, il nostro ristorantino composto a 6 tavoli. Si chiamava Damiano Nigro. Col nome e cognome, esatto. Chiaramente bisognava prenotare, quindi una novità di cui non sapevo assolutamente nulla, quindi era un'ulteriore proposta al vostro ristorante. C'era il gastronomico che era al primo piano, praticamente. Il gastronomico con una stella al primo piano. Mentre invece in passato, diciamo, la stella Michelin era per tutti i coperti, quindi evidentemente l'offerta è migliorata, sembra di capire. Sì, abbiamo tornato a portare tutto come era qua sotto poi alla fine, come era all'epoca. E quindi così gli alloggiati sono anche un po' più liberi, quindi di riservare, eccetera, eccetera, e sempre questa occasione che era cos'era un menù praticamente, c'era un menù c'era composto da 3 menù degustazione, quindi c'era solo il menù. C'era solo il menù, non c'era possibilità di scegliere la carta, non c'era... Era questa la particolarità, quindi adesso siamo nel momento in cui chiaramente lo chef deve riconfermare, immagino spero, mi auguro, insomma, riconfermato questa stella Michelin, perché i giochi chiaramente sono fatti e nel momento in cui noi stiamo facendo l'intervista, stiamo aspettando l'uscita delle guide, diciamo del 2022, che a questo punto saranno anche quest'anno solamente 2, quindi la guida Michelin e la guida del Gambero Rosso, mentre invece la guida dell'Espresso è uscita quando tu praticamente hai preso le redini. Esatto. E quindi non so se c'è sempre. Sì, segnalato. c'è dentro. Sì. Ecco, ancora segnalato, quindi bene. Quindi parlaci un po' del tuo, visto che non sei piemontese. No, non sono piemontese, no, di tutto. Sì, addirittura Veneto. Di Veneto, sì. Ecco, di una località, tra l'altro, niente male. Sì, io arrivo vicino a Sappada, io praticamente, a un quarto dalla Sappada. Ecco. Quindi da lì mi sono trasferito all'epoca, sono venuto qua. Quindi sei Veneto o friulano? No, Veneto, perché Sappada, da dove abito io a Sappada ci sono 10 minuti di macchina, però Sappada in Friuli, io sono in Veneto. Ecco, perché c'è stata questa modifica appunto di Sappada, esatto, che è andata a finire appunto dall'altra parte, molto probabilmente ci saranno, di vantaggi, non so se li conosci, che noi diamo informazioni di tutti i tipi. Sicuramente, essendo una regione a statuto speciale, regione autonoma, quindi meglio. Più vantaggi rispetto magari a una regione come Veneto, però sono scelte. Bene, chissà poi che magari un giorno si possa aprire qualcosa. Guarda, l'idea mia è io vorrei tornare a casa mia, non te lo nego. Come si chiama il posto? San Pietro di Cadore. San Pietro di Cadore? Sì. Okay. Sì. Perché lì in Cadore porta bene. Guarda, io vorrei tornare a casa, dico la verità. Però più avanti. Perché so di qualcuno che ha aperto, poi se n'è andato. Perché è difficile, veramente difficile lì. Sì. Perché la zona è molto... La gente è molto chiusa mentalmente ancora, non è pronta a queste cose qua. Ci vorrebbe un albergo come il Villa d'Amelia. Sì, ma ci sono tanti alberghi comunque, anche proprio qui vicino. Se tu fai un passo da casa mia, arrivare subito in Trentino, c'è anche lì, a 4 ore di strada. Però lì c'è un'altra realtà. Si lavora meglio, sono alberghi più nuovi, e lì neanche non sarebbe una cattiva idea, ecco.
perché sono posti che... Quindi se io ti dico il Passo di San Pellegrino lo conosci, perché prima parlavo con un pizzaiolo, un esperto dell'arte bianca che sta qua vicino a Castino, ecco, Castino, che c'è la pizzeria Vola. Ecco, gli parlavo di questi croissant che fanno praticamente questo posto, il rifugio ufficiale, sta al Passo di San Pellegrino, si parcheggia e tu vai praticamente. Sì, non è vicino, non è vicinissimo, non è vicinissimo a casa mia, però si conosce. Là in effetti sono chalet, sembra di essere in Savoia. Esatto, sono delle zone che sono molto più valorizzate rispetto a casa mia, che non è ancora a quei livelli lì, ecco. Certo. No, ma l'avevo notato, però non volevo dirlo, lo stavo bene. Purtroppo però se lo dici, esatto. È una brutta cosa, perché ha tanto potenziale, c'è tanto potenziale, però è poco sfruttato. Perché io ti dico sinceramente che per qualche anno ho avuto la stella Michelin e delle quotazioni molto alte, tra l'altro i ristoranti erano molto gettonati anche proprio dagli chef che andavano, si divertivano in questo posto, ma in realtà non c'era l'albergo, ecco, quindi c'era una sorta di pensione, quindi sono ancora quei posti dove prima ci sono gli alloggiati e poi dopo alle 8:30, 9 di sera, alle 8 appunto inizia invece il gourmet, perché praticamente i clienti, gli alloggiati hanno cenato. 6:30 alle 8 mangiano loro. Cioè, questa cosa che è affascinante, però in effetti, come dire... Sì, dalle 6:30 mangi, dopo alle 8 via e inizia la sarebbe bello, come dire, qui al Villa d'Amelia farlo, perché non l'avete mai fatto. Ma invece lì è solo così. Esatto. Questa non c'è la scelta. Ecco. No, c'è. Là purtroppo... Bene, no, adesso parliamo di voi. Dai, abbiamo scherzato, però è sempre interessante andare a indagare anche da altre parti. Quindi diciamo che prima di arrivare qui a Villa d'Amelia 5 anni fa, insieme a Damiano Nigro, praticamente hai avuto queste esperienze soprattutto a Parigi. Sì, Parigi, quasi 4 anni a Parigi. Niente un po' di meno che anche Yannick Allenot, che tra l'altro ti ha quasi seguito, mi dicevano, non so se è vero, sembra che sia anche qui in Piemonte. È qua vicino, 20 minuti, mezz'oretta di strada. Ecco, quindi hai avuto modo di lavorare sugli Champs-Élysées. Sì, in tutti e 3 ristoranti che ho fatto, sì, praticamente sono passato da quelle zone lì. Bene, quindi è stata una bella esperienza. Una bellissima esperienza, proprio soprattutto di persone, ma ha fatto crescere molto, personalmente, perché andare via di casa a 20 anni praticamente... e essere a Parigi, trovarmi in una metropoli a 20 anni da solo, quindi... C'avevo mio cugino che mi aiutava molto, a dire la verità, però comunque ero solo, fondamentalmente non c'avevo né amici, né genitori, né niente, quindi è stata una bella sfida, dove siamo riusciti a uscirne bene. Quindi i ristoranti sono Taillevent, Les Doyens e ho fatto le Clarence. The Clarence, esatto. Che mi manca. Ho fatto anche una breve tappa a Ritz, però è stata molto breve, perché poi sono andato da Leno. Era già quella l'intento, ecco. Bene. Quindi cosa hai portato qui a Benevello, visto che ora ti puoi chiaramente esibire? Allora, quest'anno abbiamo iniziato, come ti dicevo prima, abbiamo iniziato con una cucina molto semplice, anche perché essendo nuovo per tutti, come posizione principalmente mia, poi soprattutto per i ragazzi che comunque hanno dai 18 ai 20 anni, poi alla fine 24, massimo 1, quindi è stato tutto nuovo per tutti e bisogna ripartire. Quindi ho cercato di fare una cucina molto semplice, italiana, tradizionale, via, tutto passato. Però adesso con l'autunno siamo partiti inserendo, con la possibilità ovviamente di scelta anche la carta, perché l'idea era una scelta anche soprattutto per la gente che c'è in casa. Qui c'è un po' di tutto, perché comunque abbiamo andato in Italia qua dentro, quindi c'è qualcosa di tutti, dalla Francia, comunque le basi sono francesi, poi alla fine base classica, che poi noi pian piano andiamo a portarla al mondo sul moderno, ecco. Quindi bene, adesso c'è pure il tartufo, che sembra che sia il nemico numero 1 degli chef creativi. Sì. Oppure no? Sì. Ma infatti io sul tartufo... Quel tuffo... È molto classico il tartufo. Sì, se non lo fai così in maniera semplice... Cioè, la gente vuole mangiare la battuta, qua, l'uovo al padellino, i tagliarini, certo, di fonduta. Non vado a complicarmi una vita su un prodotto che vuole quello. Quindi il tartufo viene tagliato di fronte al cliente, viene pesato di fronte al cliente. Ecco, quindi diciamo che è un po' una mangiata di tartufo, se mi posso permettere, mentre invece gli chef, il loro segreto è che riescono a mettere poco
e far sentire il sapore magari. Ecco, Esatto. ecco, quindi il Esatto. bello, quindi consumare meno tartufo, spendere anche meno se vogliamo, che, anche quello è interessante, perché poi io devo dire come dire, gourmet, no? Da cliente, insomma, dei ristoranti, ho scoperto che certe volte il segreto è mettercene poco, perché è vero che se fai una buffata di tartufo è chiaro che non si tira indietro nessuno, però per esempio nel caso della bottarga, quindi grattugiandone un po', magari è già sufficiente. Certo, però è chiaro che bisogna dosare, no? Sì, noi abbiamo una media dai 6 ai 7 grammi, ecco, per porzione carta. Poi ovviamente se uno vuole il menù, c'è un menù, certo, di degustazione, magari ci sono dei piatti che sono un po' più propensi per il tartufo, quindi si mettono molto meno, si mettono magari dei 3-4 grammi, anche 2 delle volte, dipende proprio, perché dopo tanto tartufo diventa anche pesante, perché c'è solo quello poi alla fine. Certo. Poi qui mi immagino si tratti soprattutto del tuber magnatum picco, mentre invece tutto l'anno poi ci sono vari tipi di sì, anche lì c'è la stagionalità, c'è lo scorzone, il nero. Per esempio a Parigi cosa succede? Invernale, gennaio, esatto, tartufo nero, sì, c'è il tartufo nero. Perigo, lo usano anche tanto Australia, che il tartufo nero Australia, devo dire, tanta roba, c'è tanta roba. È veramente, c'è un colore bello, un gusto buono, bellissimo. E là lo usano tanto a Parigi, perché è un po' più perfetto, ecco. Vogliamo metterla così. Certo. Poi invece abbiamo lo scorzone estivo, più buono è verso febbraio-marzo, c'è il nero pregiato, quindi costa di più lo scorzone giustamente, però noi ce l'avevamo qui, non riuscivi a tenerlo in frigo, cioè aprivi il frigo, c'è un odore di tartufo che era chiuso ermeticamente. Tu chiaramente stai parlando del periodo anche che eri comunque executive chef in un certo senso. Sì, facevo il secondo, qua. Certo. Facevamo il Damiano, ci gestivamo le due cose, ecco. Quindi un piatto tuoi dove magari si inserisce il tartufo, senza essere necessariamente un piatto al tartufo. No, certo. Io può essere? Adesso in carta c'è, non so, mi piace la domenica, quando andavo tutta la mia nonna, mia nonna faceva tipo una specie di cappelletti. Sempre là? In Veneto. C'è tipo una specie di cappelletti, non cappelletti, vabbè, ovviamente siamo in Veneto, sono forme differenti, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto una roba del genere, però con la ripieno di gallina, quindi una gallina autoctona del posto, cruda, ha una farcia cruda, chi la va a cuocere, quindi solo in cottura nell'acqua. Quindi anche la consistenza dei denti è molto differente rispetto a un brasato, poi alla fine, classico ripieno da tortellino. Con un bel brodo, quindi qui entra l'Alenò estrazione, viene fatta un'estrazione di gallina, quindi da partire un brodo leggermente un po' più intenso, quindi anche cotta 24 ore sotto vuoto, e andiamo a fare con la stracciatella fondamentalmente, quindi un brodo bello caldo, uova, e quello lì col tartufo. Intanto, bene. Poi per quanto concerne la pasticceria, invece... Pasticceria, devo dire, è stato un periodo... Allora, io devo essere sincero, quindi purtroppo non abbiamo un pasticcere vero effettivo. Siamo noi stessi che facciamo. C'è una ragazza che è uscita dalla scuola qua... Cioè, dici così perché in Francia, chiaramente... C'è il pasticcere, c'è il sushi pasticcere, cioè un cuoco a una certa ora proprio se ne va. Esatto. Qui c'è un'altra mentalità. Quindi purtroppo io non sono riuscito a trovarlo, cioè sono più di 6 mesi che stiamo cercando un pasticcere, purtroppo per un po' la situazione che è successa, un po' per tutto. Certo. Sì, c'è una crisi di pasticceria. Si riparte adesso, ecco. Quindi esatto, si sta ripartendo adesso. Quindi le stube gourmet stanno riaprendo ora e quindi i ristoranti, i bistrò, i grill, mi parlava il patron di Villa Bollina, praticamente, non dovremmo essere sempre in Piemonte, mi sembra, e quest'estate avevano messo solamente 3 piatti del ristorante gourmet, chiaramente il ristorante... come quello che abbiamo fatto noi, fondamentalmente, abbiamo cercato perché comunque vivevamo un po' la giornata, ecco, quindi come tutti penso. E quindi era una cosa un po' più tranquilla, un po' più sicura. Adesso che comunque le cose si stanno ripartendo, siamo alla ricerca comunque di pasticceria, però devo dire, ho 2 ragazzi in pasticceria, uno che con me ormai da 4 anni, che mi segue un po' in giro, un po' su e giù, e sta ragazza che è uscita da Navy, dalla scuola dell'arte bianca. Una donna. Ecco. Pasticcera. E ovviamente da formare, però ha molta voglia, forza di volontà, e pian pianino stiamo creando dei piatti.
magari semplici, magari troppo banali, può essere, però alla fine fondamentalmente sono buoni. Bene, Quello bene, che poi alla quindi fine... diciamo le cose come stanno, perché poi in questi, quanti sono, ormai cominciano ad essere anche 2 anni, appunto di quasi, insomma, nel mezzo di Covid, in effetti molti ristoranti, viene in mente il Four Seasons, che nel suo bistrò praticamente ha proposto dei piatti del ristorante gastronomico e secondo me è stato comunque un livello di una stella Michelin, perché poi molti dei nostri ristoranti stellati sono, come dire, anche voi immagino, propensi, già con questa Stube che avevate, e quindi avevate alzato un po' l'offerta, comunque verso la seconda stella, anche se magari la Vida Michelin non le dà, tutte queste, ecco. Però c'è chiaramente un livello superiore a quello standard, diciamo anche per gli alloggiati, cioè negli alberghi come il vostro, che sono SLH, come un po' la Relais Chateau, c'è già uno standard di cucina che deve essere da stella Michelin appena sufficiente. Ecco. Però è chiaro che i ristoranti cercano chiaramente di... Dipende sempre cosa uno quindi fare di più, quindi ridimensionarsi, questo è accaduto ovviamente durante il Covid, secondo me permette comunque di conservare una stella e molto probabilmente immagino che questa idea di salire al piano superiore, poi anche con la pasticcera, non sia male. No, infatti ci sono dei progetti in nel ballo, senso culinario, perché dopo sai, magari sono anche le pasticcere bella puttì, se tu dici salgo su con la pasticcera, ecco, quindi però nel senso proprio culinario, ecco, quindi no, guarda, noi cerchiamo di fare un lavoro, cioè, allora, quello che voglio fare io comunque è usare una materia prima di molto di qualità, basarmi bene sulle cotture, fare una cottura fatta bene, una salsa fatta bene, che è fondamentale per conto mio, sia sulla carne ma soprattutto sul pesce, una salsa. E poi i piatti magari sono una sbavatura, non sono mai belli visivamente, però cioè, non voglio che la gente si concentri sul visivo, cioè, ok, deve essere bello, niente da dire, però deve essere gustoso, deve essere gourmand, deve piacere, deve proprio ti viene voglia di mangiare. Beh, normalmente anche nei grandi ristoranti come l'Hotel de Ville c'è sempre il piatto che, come dire, lo guardi, però quando lo mangi capisci tutto, è rossa, ecco, quindi è bianca, chiaramente non fa lo stesso effetto, però è magari il piatto più richiesto, nonostante esteticamente non dica assolutamente nulla. Secondo me è chiaramente sempre il compromesso, no? Avere comunque piatti estetici, anche qualcosa di assolutamente buono, come può essere anche il tagliarino al tartufo. Alla fine le cose semplici sono più difficili. Cioè, se tu fai un tagliarino al tartufo col burro, ma non è ben legato, che è una brodaglia, c'è sempre il punto di partenza. E quindi carne e pesce. Carne e pesce, sì, un po' meno pesce, ma di pesce un po' più di montagna, quindi tipo adesso c'ho il salmerino. Visto che tu... Io arrivo dalla montagna, quindi per me è salmerino. Però sono anche quelli che dicono che non ci sono i pesci, non ci sono i fiumi. Io quando ero piccolo ci andavo a pescare, è bello. C'è qualcosa di accadore? Sì. No, c'è. E la trota, quindi purtroppo poi è poco capita, qui vogliono un po' più di pesce, un po' più sofisticato, ecco, il gambero rosso, gli scampi. Anche perché qui siamo sulla strada per Salerno, per Savona, sì, questa all'epoca era la via del sale, quindi tutto il pesce che arrivava da giù veniva su. C'è una quantità di pesce, un piatto più o meno, però voglio puntare un po' più sulla carne, di base c'è un menù selvaggina anche, quindi c'è il cervo, il capriolo, la lepre, c'è il volatile, che adesso c'è il piccione perché ci sono ancora dei problemi con i trasporti dall'estero, però vorrei mettere una pernice in germano, andare a migliorare su qualcosa di carne, perché poi vieni in alta ranga alla fine. Sì, va bene avere una scelta di pesce, però alla fine la gente vuole anche mangiarla, cioè, vieni qua per mangiare la carne. Quindi avere dei prodotti ottimi di qualità di carne. Ci mancherebbe. E quindi bene, questo è Dennis Pesco, ci sono altre cose, dimmi un dessert che stai proponendo. Sì, c'è, vabbè, siamo qua in mezzo alle nocciole, quindi abbiamo il dessert con nocciole e mandarino, un po' per il territorio. Sì. Che sta piacendo molto, sta piacendo veramente tanto, con mandarino fresco, una gelatina al mandarino. Qual era il dessert al lait d'Orient di Yannick Allenot? Diciamo il dolce. Il must di Yannick Allenot? O quello che piaceva di più a me? Vabbè, chiaro, quello che piaceva di più a me era una piccola pasticceria che era semplicissima, anche lì, la buonissima. Sì, esatto. C'era una tarte alla biafra.
Tartelletta alla birra. Spaziale. Invece cos'è che invece alla fine piaceva al pubblico? Come dolci, ma diciamo un po', non dico un po' di tutto, perché lo chef pasticcere è molto in gamba, è molto molto bravo. Aurelian, che si chiama Aurelian. La cucina di Renault è diversa da quelle che trovi in giro, quindi anche la pasticceria è molto diversa. Quindi c'è più salato, c'è qualcosa di salato, c'è della carne magari, trovi la carne. No, mi ricordo, stavano facendo sto dessert che era con la foglia di carciofo. Cioè, è molto più... Non dico estremo, perché non è estremo, l'estremo è Terry Giacomello. Vedo anche il ristorante più antico come base di Parigi, esatto. No? Nella storia. Avrà un suo classico. Io ricordo quando Yannick Renaud era al Meurice, praticamente in questo albergo strafamoso, parte del Louvre, praticamente arrivava il carrello con il millefoglie sia al cioccolato che alla vaniglia, quindi c'era questo coltello con la sega, lo tagliavano davanti, che chiaramente immagino fosse tradizionale in questo hotel, esatto, in questo grande ristorante. Immagino che anche il Le Doyen debba avere qualcosa, un po' come il soufflé di Freddy Girardet, l'hotel che rimane e si tramandano, no? Di chef in chef. Certo. Diciamo come piatto, uno dei piatti che comunque all'epoca era proprio in carta, fisso, perenne, era la millefoglie di Silvano Rapa e avocado. Ecco, quindi millefoglie però, ecco. Silvano Rapa fermentato, avocado fresco, però. Quello è il piatto che era sempre in carta. Sempre. Tu non lo fai. Qua? No, qua non lo faccio. No, perché sulla fermentazione, anche lì è un bel argomento di fermentazione, perché è molto interessante, però uno deve avere il tempo e due deve avere anche una zona dedicata per farlo, non puoi, per conto mio, non puoi fare delle zone, perché c'è tanta contaminazione, quindi sono molto delicati, sono comunque batteri alla fine poi. Bene, quindi come paste? Pasta, visto che in Francia la pasta in realtà non esiste, no? Un contorno, no? Yannick Renaud poi al Cheval Blanc, forse è stato, forse ci parte, ci è andato. No, non sono mai stato io. Con Cheval no. Sì, però so che lui, essendo un albergo per solo mezza pensione, praticamente c'è chi alloggia lì ha anche diritto di andare nelle 3 stelle Michelin, e quindi c'è il piatto principale con 2 servizi e ogni piatto principale in Francia ha anche un suo contorno. Esattamente. Quindi il risotto piuttosto che tagliatelle. Noi qua, la fortuna, facciamo la pasta fresca in casa, abbiamo una piccola trafila dove facciamo della pasta fresca, poi anche i tagliarini li facciamo tagliati a mano, quindi come ci c'è una volta praticamente. Prendiamo la nostra pasta, la secchiamo leggermente, la rotoliamo e poi il coltello. È una tradizione che si sta perdendo purtroppo, però il piatto ti cambia da così a così, ti cambia totalmente. Poi adesso abbiamo il riso, abbiamo la ricotta di lepre, pasta fresca. Adesso quest'estate era solo pasta fresca, che ci troviamo un po' più di pasta. Adesso abbiamo il riso, abbiamo i ravioli. Comunque il 90% facciamo comunque noi in casa di pasta, tutto. Invece dalle tue parti, là in Veneto, Cadore, qual è la pasta? Ma lì va tanto i canelli, soprattutto in questo periodo qua si cade dall'imbrodo. E poi non sono neanche tanto veneti, perché alla fine sono più... È una pasta i canelli? Sì, è pane. Ecco. È pane raffermo mescolato con farina, uova, e poi affettato. Continua il brodo. No, so più un antipasto, un secondo. C'è anche chi lo usa come antipasto. Ci sono quelli un po' più schiacciati, arrostiti, con come si chiama? Col cavolo verza, spadellato. Non c'è una cucina tipica da me poi alla fine. È molto, prende un po' da qua e un po' da là. Non c'è mai nessuno che ha fatto un canelli a Parigi. Dovrei impazzire. No. Anche i veneti sono buoni, poi se fatti bene sono poi in brodo, poi voglio dire, sono buonissimi. Certo. Bene, allora quindi vi salutiamo qui da Villa d'Amelia. Bene, quindi buon lavoro. Questa è alta stagione, quindi è la stagione del tartufo. Esatto, più alta è la più alta di tutto. Anche d'estate, però in questi giorni. È alta, però adesso siamo partiti. E poi ci sarà una pausa.
C'è stata la pausa forzata purtroppo recentemente a causa del Covid, quindi ecco, siamo però stati 6 mesi. quali sono le prospettive? Quest'anno abbiamo prolungato i tempi di chiusura, prima chiudiamo il 31 dicembre, facciamo il giorno di Capodanno e basta, e quest'anno facciamo un passo in più, lo portiamo fino al 9 gennaio. Ecco, Quindi già un passino in più. C'è anche l'Epifania. Esatto. Bene, poi San Valentino? San Valentino siamo chiusi. Chiudiamo un mesetto e mezzo più o meno, si riapre e poi riapriamo verso fine marzo. Ecco, questo è il programma in cucina, del Villa d'Amelia, e speriamo appunto che ci siano anche delle buone notizie dalle guide in uscita. Noi lo speriamo. Grazie mille. Eccolo.